Il Parco Nazionale del Gennargentu, gestito dai sindaci dei comuni che aderiranno nel pieno spirito dell'autonomia e del federalismo e che arresti lo spopolamento e faccia da volano all'economia del territorio. La CISL di Nuoro rilancia la sua proposta di dare vita al Parco Nazionale al fine di creare le condizioni per lo sviluppo delle zone interne in cui l'industria sta morendo. Ieri il sindacato ha consegnato ai parlamentari sardi e al presidente della regione Pigliaru la proposta di emendamento di modifica della legge istitutiva del Parco Nazionale. L'iniziativa è stata illustrata stamattina nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte Michele Fele, segretario generale della CISL di Nuoro, Nino Manca e Marilena De Luca della segreteria confederale. Noi avevamo fatto un convegno il 29 febbraio del 2016, è chiaro che un convegno non può rimanere lettera morta, bisogna andare avanti. Abbiamo individuato la rimozione dell'ostacolo che fino adesso ha impedito la nascita del Parco del Gennargentu. Noi abbiamo presentato un emendamento di modifica alla legge 394 del 91 all'articolo 34 dove si restituisce il parco alle comunità. Le comunità devono essere quelle che governano il Parco del Gennargentu, cioè autogoverno. Federalismo è un atto di puro federalismo perché chiaramente dobbiamo sfatare il mito di un progetto calato dall'alto. Questo non può essere e non sarà. Se siamo in grado e all'altezza della situazione noi dobbiamo fare questo. I parlamentari sardi, visto che con l'approssimarsi della campagna elettorale che probabilmente sarà molto più a breve di quello che si pensa, devono però parlare chiaro alle nostre comunità. Noi pretendiamo che questa chiarezza venga fatta subito, sia che facciano in tempo a presentarla, perché stando a quelle ormai si va con molta velocità verso le elezioni anticipate, sia che esse si facciano o non si facciano, però se non si fanno che si presenti subito agli uffici competenti, se invece si faranno le elezioni che sia un impegno per la prossima legislatura.